La distanza crescente dalla Lega Nord, i fermenti delle varie correnti, ma anche l'economia veneta verso una congiuntura critica che appare inarrestabile. Sarà tutto sul tavolo degli Stati Generali del PDL Veneto sabato prossimo in Fiera a Padova, con gli interventi dei coordinatori regionali Giorgetti e Zorzato, con sindaci, presidenti di provincia e star della giornata, il segretario Alfano, a cui tutto il Veneto intende porre più di una questione. Abbiamo aperto una stagione congressuale. Noi contiamo nel mese di febbraio di fare tutti i congressi provinciali, quindi credo che è una stagione in cui ci confrontiamo su argomenti così delicati. Questa volta li abbiamo chiamati stati generali, cioè parlare di economia, parlare di Veneto, parlare di realtà. Dunque gli Stati Generali parleranno soprattutto di economia, anche se la pancia del PDL sa che nel giro di pochi giorni si dovrà risolvere la patata bollente di Verona, dove Flavio Tosi sta suonando trombe di guerra, lasciando intendere che alle prossime elezioni ci andrà da solo, eppure con diverse liste. Se decide di correre da solo Tosi, noi non ci faremo trovare impreparati e quindi riteniamo di essere in grado di affrontarla con la giusta serenità. L'importante è che si chiarisca in tempi molto rapidi, insomma. E nonostante il PDL abbia governato con la Lega fino all'altro ieri e nonostante insieme governino oggi 4 grandi regioni del nord, ad Alfano si porrà anche la questione settentrionale. A domanda rispondi, cioè a dire, credo che sia opportuno che noi veneti parliamo al nostro segretario nazionale dei problemi veneti del nord. Io lo chiamo il problema settentrionale, che è un problema oggi economico ed è politico.